Rosario Manganella, oggi una giornata importante, giornata dei giusti e dell'umanità, lo svelamento di una targa a ricordo e memoria di Calogero Marrone, giusto fra le nazioni, qui nella nuova sede del comune di Favara. Sì, oggi è una giornata davvero importante per la nostra città. È importante perché non solo viene ricordato ancora una volta Calogero Marrone, la sua storia e tutto quello che lui ha fatto per salvare ebrei da antifascisti, ma è importante anche perché oggi si rafforza il nostro rapporto con il comune di Varese, con il quale il comune di Favara è gemellato ed avendo, come è noto, Varese operato soprattutto nella città di Varese, è importante che la sua città natale oggi lo ricorda e nello stesso tempo riafferma il principio di un rapporto, diciamo, sempre più intenso con la città varesina. Faremo tantissime altre iniziative che sono già in programma per i prossimi giorni, ne abbiamo una in cantiere che è molto importante, di cui non voglio rilevare niente al momento perché è giusto che venga diciamo tutto messo in mostra nel momento in cui avremo diciamo, il programma ben definito e quindi a quel punto poi con una conferenza stampa prima faremo anche questo. Quello che voglio soltanto dire e concludo è che oggi noi celebriamo un giusto tra le nazioni, giusto perché qualcuno dice ma chi è? Perché è giusto? Chi è che lo fa giusto? Eccetera. I giusti sono stati per la prima volta messi, diciamo, avanti da parte di Gerusalemme, dallo Yad Vashem, che ha preso un tratto, un salmo del Talmud, che appunto dice che i giusti sono delle persone non né eroi né ovviamente altri tipi, sono soltanto delle persone che a un certo punto si convincono che è giusto dare una mano per aiutare il prossimo, ed è qui tutto il senso, diciamo, anche della figura di Calogero Marrone. Nella giornata dei giusti ricordate con questo evento il partigiano Marrone, qui al comune di Favara ce ne parla il sindaco Palumbo. Sì, un evento che avevamo progettato da tempo, un'idea che giustamente c'era venuta l'anno scorso quando siamo stati a Varese nell'atto della consegna della medaglia d'oro al valor civile al nostro concittadino Marrone. Di fronte all'ufficio anagrafe di quel comune c'è una targa che ricorda il suo sacrificio, dove si parla di Calogero Marrone di Favara. Mi è sembrato opportuno come amministrazione, come sindaco, di dedicare una targa nel nostro ufficio anagrafe, nei nuovi uffici che abbiamo aperto alla Collina San Francesco, e oggi scopriamo questa targa che riporta in parte la dicitura che è presente di fronte all'ufficio anagrafe del comune di Varese e in parte una nostra dedica come amministrazione di Favara al nostro concittadino. Un comune attento a queste tematiche, sindaco? Ma ci mancherebbe, intanto culturalmente e anche come il nostro modus operandi siamo attenti a queste dinamiche. Abbiamo a Favara la fortuna di avere un personaggio che ha fatto la storia, è stato un partigiano, ha ricevuto la medaglia d'oro ed è stato dichiarato giusto tra le nazioni. Ci sembra corretto e doveroso ricordarlo, ma non per ricordarlo fino a se stesso, ma per ricordare il suo sacrificio e il suo esempio ai nostri concittadini e ai nostri ragazzi. Anche l'Istituto Scolastico Ambrosini presente a questa iniziativa? Sì, l'Ambrosini è ovviamente l'Istituto Comprensivo Gaetano Guarino, che è qui con una nutrita rappresentanza, come sono presenti tutte le scuole della città, ancora una volta a rinsaldare questo rapporto straordinario con l'Istituto di Studio e Ricerca e la Fondazione Marrone per ricordare, per fare memoria di un eroe, di un giusto e per continuare a credere nella legalità attraverso l'esempio di un bavarese autentico che ovviamente ogni giorno ci insegna il valore della legalità, il valore della memoria, il valore del ricordo, il valore della democrazia e della libertà.